Tutti a posto? Tranne un po' Capello che ieri ha svolto l'allenamento a parte, perché i campi della Guizza sono molto pesanti e quindi questo è un altro problema. Forse ho sbagliato a non venire prima qua, ma anche qui col fatto che ci giocano le giovanili bisogna salvaguardare questo al campo Manterbosa, quindi d'ora in avanti dovremmo anche guardare questo, perché i campi della Guizza sono veramente problematici per allenarci ad alta intensità. Quando così piove diventa tutta argilla. E quindi abbiamo recuperato Diriso in parte, Pulsetti in parte, quindi vediamo l'ultimo momento per cercare di tirare le somme nel migliore dei modi, come ho sempre fatto. Ho visto qualche giovane in crescita e quindi domani affrontiamo con lo spirito giusto questa battaglia. Ma Pulsetti cosa? Ha sempre il fastidio si porta dietro alla gara con la Reggiana? Fastidio che porta dietro con la gara questo ginocchio che non riesce a levarsi i dolori per allenarsi con continuità, quindi questa settimana ha saltato un allenamento e mezzo, uno l'ha fatto in mezzo e uno l'ha saltato addirittura, e quindi dobbiamo vedere se lo recuperiamo al 100%. È chiaro che prima arriviamo alla sosta meglio è, perché Pulsetti di quello che abbiamo negli occhi prima adesso non è, e quindi dobbiamo cercare di stringere i denti per arrivare nel migliore dei modi a queste due partite. Mi scusi, com'è che si può imbrigliare il Renate? Che tipo di... cioè com'è cambiato rispetto all'andata e com'è che si può imbrigliare? Sicuramente la partita, come hanno detto il loro allenatore, ce la faranno fare a noi, quindi bisogna stare attenti alle ripartenze, perché hanno tre giocatori secondo me importanti davanti, Gomez, Finocchio, Lunetta, Ungaro, e quindi bisogna stare attenti sicuramente quando avremo la palla noi. Bisognerebbe non sbagliare mai tecnicamente, cercare di essere molto rapidi nelle giocate e essere molto attenti, vigili quando abbiamo la palla noi più che loro. Va bene. Bindi è a posto, a parte insomma quell'incidente che può capitare, non so se hai parlato oppure... Ci ho parlato, gli ho detto è sereno comunque. Sereno, di stare tranquillo. È chiaro che quando sbaglia il portiere nessuno può rimediare, anche se in quella situazione lì qualcuno poteva rimediare, perché lui era molto lontano dalla porta, però era a 20 secondi dalla fine, aveva la palla era finita. E quindi l'allenatore in l'angolo più remoto del suo cervello deve metterlo in preventivo che un errore ci può stare del portiere, e quindi abbiamo perso per questo, non per la colpa di Bindi, perché l'errore del portiere è difficile da rimediare, ma lui deve essere tranquillo, perché fino adesso, se siamo primi, è anche lui che fa parte della squadra. Questa squadra qui non c'è né un vincitore né un colpevole, c'è una squadra che vince e che perde per andare a cercare il migliore dei modi tutte le partite, quindi deve stare tranquillo, non si deve sentire assolutamente colpevole per aver fatto un errore all'ultimo minuto. È chiaro che a caldo tutti eravamo dispiaciuti, però poi quando riparti devi saperlo mettere da parte, specialmente i professionisti con la sua esperienza, perché nella carriera di un giocatore gli errori ci sono sempre dietro l'angolo. Mi viene da dire che anche i più grandi campioni al mondo l'hanno fatto, quindi non deve assolutamente minargli la sua certezza che questa squadra ha costruito in questo girone d'andata. Sì, inizia il girone di ritorno, che è un altro campionato, anche se sembra di no perché è molto ravvicinato, però le partite sono differenti, perché sai di non incontrare più la squadra, sai che i punti adesso valgono doppio, quindi ci sarà una maggiore attenzione da parte di tutte le squadre. Noi siamo uno scontro diretto, è chiaro che gli scontri diretti vanno vinti, ma allo stesso tempo non vanno persi, e quindi domani andiamo in campo per cercare di vincere, staccare la seconda. Sappiamo che sarà difficile, perché loro hanno dimostrato nel girone d'andata di essere una squadra che ha lottato sempre per il vertice, e quindi ci siamo preparati bene, abbiamo smaltito la grossa delusione della sconfitta di Gubbio, secondo me immeritata, e quindi ripartiamo col piede giusto pensando di proseguire su questa strada, perché abbiamo queste due partite per poi staccare, perché ne abbiamo veramente bisogno di staccare. Io credo che questa partita motivazioni ne dia a gogo, nel senso che è scontro diretto. C'è la partita dell'andata che è rimasta indigesta, anche se poi quella è stata una scoppola salutare, come ha sottolineato più volte. Si arriva da 3 partite in cui avete raccolto decisamente meno di quello che meritavate, quindi diciamo che
Gli stimoli? Stimoli si preparano da sole queste partite, perché come hai detto è l'unica squadra che ci ha battuto meritatamente nel secondo tempo 3-0, le altre due sconfitte sono state frutti di episodi, quindi lo sappiamo, e veniamo da una sconfitta e quindi vogliamo subito riscattarci, sarebbe un'eventuale vittoria, vorrebbe dire allontanarci ancora di più da loro. E quindi questo ci permette di preparare la partita psicologicamente nel migliore dei modi, senza caricarla eccessivamente, si prepara da solo, come quando sono le partite classiche in tutti i campionati, e questa è una di queste. Sappiamo che saranno tante finali da qui alla fine, però noi sappiamo della nostra forza, di quello che abbiamo fatto nel giorno d'andata, ci deve dare molta consapevolezza, perché finire il giorno d'andata con 4 punti dalla seconda vuol dire che abbiamo tenuto un buon ritmo, bisogna ripeterlo per cercare di rimanere il 2 maggio nelle posizioni che conteranno. Ieri ho sentito il tuo collega del Renate Cevoli, diceva sostanzialmente che questa partita è un crocevia importante per il Padova, mentre per loro insomma l'obiettivo è la salvezza, come a dire insomma voler mettere un po' di pressione più sui biancoscudati. E seconda cosa, ce la giochiamo però ricordando che noi insomma facciamo meglio quando fa la partita agli avversari, quindi che tipo di partita ti aspetta? Come tutti quando incontrano il Padova dicono che se perdono è normale, e poi questo fa parte ormai di questo gioco, di scaricare tutte le responsabilità a noi, ma io sono pronto, le prendo e quindi vado avanti con la mia convinzione che il calcio bisogna essere molto onesti, e quindi io non ho mai parlato degli avversari, parlo della mia squadra, so che sarà una partita difficile, quindi se vengono qui per perdere non penso, quindi se vengono qui per perdere noi siamo contenti, e quindi perché dire noi non abbiamo niente da perdere, no, hanno da perdere un secondo posto, perché se sono lì vuol dire che lo meritano. E quindi noi sappiamo invece della nostra forza, come ha detto Pinzi, noi non abbiamo paura di nessuno ma le rispettiamo e andiamo in campo per cercare di tenere la posta massima. Poi se questo dirà il responso lo accettiamo, se no noi accettiamo tutti i responsi come abbiamo sempre accettato, non facciamo mai polemica. A me mi sembra che chi incontra il Padova ci sia sempre qualcosa da recriminare le settimane prima o dopo, noi invece non l'abbiamo mai fatto. Io ci avrei da recriminare molto sulla partita loro di Gubu, ma non ho mai detto niente, il gol è annullato in un modo regolarissimo, abbiamo giocato su un campo al limite della probabilità, che per noi è molto penalizzante, noi siamo una squadra che gioca a calcio. Certo. E quindi non l'ho mai fatto, e quindi vado avanti per la mia strada sapendo che le insidie sono dietro l'angolo. Però, ripeto, so che noi abbiamo fatto veramente un giorno d'andata importante e vogliamo ripetere il secondo per cercare, ho detto a maggio, di essere nelle posizioni che contano. Questo è stato il mio motto dal primo giorno che sono sceso a Padova.